E voglio, ciao, benvenuti sul canale, siamo qui oggi con un nuovo video. E oggi ragazzi è la vigilia di Natale. Tanti auguri a tutti, voglio tantissimi auguri a voi, alle vostre famiglie, alle persone che non se la stanno passando tanto bene, alle persone all'ospedale. Tanti auguri a tutti, voglio passate buone feste, riprendetevi per quelle che invece le stanno passando un po' così e così. E grazie veramente a tutti per quest'anno, veramente è stato un anno magico, è stato un anno impronosticabile per me da qualsiasi punto di vista, un anno imparagonabile, inimmaginabile. Veramente vi voglio bene dal primo all'ultimo, grazie per tutto questo supporto. E io oggi, per ringraziarvi, diciamo, colgo l'occasione per fare un regalo a mio padre, al nostro padre del web, Chef Franco. Io lo voglio veramente troppo bene, io gli voglio dimostrare questo bene con i fatti. È l'unica persona del Napoli Creators che riceverà un regalo da parte mia, quindi non vedo l'ora di farglielo, non vedo l'ora di farvelo vedere, di farglielo vedere e di vedere anche la sua reazione, perché sarà inaspettato, innanzitutto perché non si aspetta un regalo da parte mia. Quest'anno mi sento di farglielo, è un modo mio carino per dirgli: Chef Fra, siamo più forte! E quindi ragazzi, per questo contenuto lasciate almeno 5.000 mi piace, iscrivetevi al canale, arriviamo quanto prima possibile ai 100.000 iscritti, che ho organizzato una festa che veramente neppure immaginate, con tanti ospiti e con tutti voi protagonisti, quindi è gratis sia all'evento che organizzerò e sia iscriversi al canale. Quindi iscrivetevi e scrivetemi qui sotto nei commenti quali regali state ricevendo oppure quali riceverete, quali vorreste ricevere. Vi leggo tutti quanti e vi lascio un cuore. Detto questo, io adesso scendo, mi reco nel luogo a comprare il regalo, faccio vedere tutto ovviamente e poi dopo andiamo da Chef Franco e Vrim. Che dici? Io sono arrivato, cioè no qua Cristian Garage, ma sono arrivato nel posto dove farò il regalo a Chef Franco. Qualcuno di voi magari si aspetterà un negozio di scarpe, un negozio di abbigliamento, un negozio di elettrodomestici, e invece sto in un supermercato, quindi qualcuno di voi già avrà capito o già avrà immaginato cosa andrò a regalare, però agli altri che non l'hanno capito vi lascerò ancora un po' col dubbio. Ma quanta gente sta cadendo, forse ci sia, scusa, lo trovo qui il pecorino buccia nera. Ok, grazie, sono emozionato ragazzi in questo momento. Eccolo qua, penso sia questo, dovrebbe essere questo, amatrice pecora romano top su chilo, latte di pecora, e se essere visto penso, perché è una buccia nera, io poi non sono un esperto. È questo giusto? Quale pezzo ci pigli un bel pezzo, ci vorrei prendere, vero? Questo ci pigli questo è un bello pezzo. Chef, sono emozionato. No, ma ce n'ha già via Ruio. Due. Ci pigli questo e Cristian. Mamma mia, che acquisto. Anzi, non pensavo potesse mai arrivare questo giorno. È uno dei giorni più belli della mia vita. Sto ufficialmente comprando il pecorino buccia nera. E tra l'altro non posso mai sbagliare, perché a parte te la buccia nera, sta a posto. Però il complice di questa sorpresa, di questo regalo, ovviamente è Sciale. Io ho chiesto a Sciale dove compra Chef solitamente il pecorino buccia nera, perché un po' sbagliato, cioè uno è ok, però voglio proprio quello che compra lui. E io sono proprio in due supermercati a Rovais, non posso mai sbagliare. Chef, quest'anno per te non sto badando a spese, guarda cavolo, a 27,91 kg, mamma mia. A posto, regalo fatto, però in sta busta non si può aprire. Ok, prendo questo. Chef, guarda che sto facendo per te, cioè guarda con quanto amore ti sto chiudendo, pure con un pacchetto regalo, con la carta regalo o pecorino. Vabbè, io sto facendo una cena. Poi ho chiamato i rinforzi. È meglio perché soli si facendo una tarantella. Questo invece sarà il regalo per Cristian. Ultima chiusura. Allora, la marcatella abbiamo fatto. Non è finita qua. Veniamo pure la coccard. Olli! Guarda logo. Poi impacchettiamo pure il secondo. E poi scendiamo. A few moments later. Però voglio la papi non è buona. Infatti ho avuto un'altra idea malsana. Prima un bello scherzetto a Chef. Allora, un bel loro. Mo pariamo, qui è tutto pronto. Entrambi i pacchi, uno vero e un pack. Partita l'operazione sorpresa. Non ci credo, il mio complice. La sorpresa l'ho fatta a te, non c'è. Ci stanno due sorprese. Uno è veramente una sorpresa. Mamma mia, non vedo l'ora. Chef. Allora. Questo è lo scherzo. È una maglia che e questo è quello là buono. Diciamo, spero che sia quello buono. Immagina che ho preso quello là. Perché ne ha girato Ruio. Come lo chiama? Pronto? Papà? No? Oh, vieni un attimo a casa, ci fare una cosa. No, subito. Sì. Ma boh. Allora, però questo lo devo nascondere da qualche parte. A cadretto. Appena entra. Io? Sì. Appena entra esce. Però aspetta, il tuo telefono mette a cocca da parte. No, come che cazzo lo devo mettere? Sì, non tengo così. Vieni. Ma che siamo? Anche di Giovanni? No. Non so, c'è cappata no.
E Giovanni. Ah. Ti volevo mangiare un regalo di Natale, chef. Grazie, sei stato gentile. L'unico del Napoli Creators. È vero. Ma te lo stai comprando per giocare? Smorni fam. Io l'unico che ti ha fatto il regalo. Ma lo stai comprando per giocare di più o... Più convocazioni da parte dello chef. Chef, voglio bene. Allora, però, secondo me o lo vendiamo oppure va a tentativo. Perché prima da. Una maglietta. Oppure, cioè può essere. Un grembiule. La consistenza più o meno è quella. Vai. Dai, ti ringrazio Giovanni, ti ringrazio. A prescindere, chef. Posso dire una cosa? Giovanni è l'unico che bussa sempre chi piace. Sempre. Chef, dire da che- quando lei sta volta non mi hai più bussato con le mani. Ma non dovevi, dai, pure è un pensiero, ma non dovevi. Quindi ti voglio non ti spendere i soldi. Chef, non ti preoccupare, non ho barato a spese tra l'altro. Questa qua è proprio quella di quest'anno. Spoiler. O Milano. No! Ma ha fatto bene veramente questo regalo. È mio. Rifiuto. No, chef, la mia di Ibrahimovic. Ma è originale? A caso ne c'ha un nim? Caso te la vendi? Chef, ma allora, onestamente, no, da quanto tempo ci conosciamo? Da parecchi anni. Ma potevi mai presentare a Natale con questa maglietta qua? Vabbè, comunque l'accetto con l'uovo, secondo me. Va benissimo. Chef, Ma allora. poi mi ha pigliato pure picciolini. Chef, perché non è tuo, il tuo regalo è un altro. Non ci E credo! di chi è questo? Ma questo è, diciamo, uno schizzetto. Chef, questo è Pesce uno da prendere. scherzo, chef, questo è il regalo originale. Ah. Certo, chef. No. È normale. Questa la tengo pure io per quando dici ma c'è pure una coppia. Vabbè, ci sta. Coppia in dai. mezzo. Chef. Speriamo che questa è la volta buona. Vediamo, dai, vediamo un attimo. Allora, cosa potrebbe essere? Aspetta, fammi. Buccianese. La consistenza non lo... Buccianese. Secondo me è buccianese. Chef. Sono tutti tipi di formaggi. Come hai buttato? Buccianese e poi. Se mi hai buttato che li accetto, Chef. Mi viene così Ma tanto buccianese. esperto. Tua mamma fa capì? Buccianese. Chef! Allora, pecorino romano buccianera o tuo figlio? Buccianese, dai. Chef, mi sono emozionato quando sono andato là davanti al banco salumi. Ce l'avete il buccia nera e l'ho comprato per la prima volta. Eccolo qui. Grazie. Non ci credo. Guarda, ce la dà, questi regali qua li accetto perché li consumo. Certo, ma allora chef, questo è pure un modo per sderbitarmi del fatto che tu prepari sempre. Ma non ti preoccupare. Allora, io lo faccio perché vi voglio bene, siete. Volete bene a mio figlio. Sto tornando a ripetere. Teresa, Giovanni mi ha regalato 2 pezzi di buccia nera. Spettacolo, La chef. voglio consumare. Grazie, Giovanni. Chef, Fischè, tu non sei neanche a tu proprio loro. La R fuori la porta. Fischè, hai capito? allora chef, questo qua mi ha già Ma che ricordato. adoro, ma come adoro? È buono Mi pure. sono ricordato di cancellare il prezzo. Questo qua invece l'ha rimasto. Non fa niente. Io ne volevo comprare 3, come Ma- l'ha detto del Napoli. Ma vanno troppo assai, Uki. 27,50 Giovanni, €. basta il pensiero, io ti ringrazio veramente. Chef, ti voglio bene, questo è un... Allora, è un regalo ben gradito perché io li consumo, poi loro stanno sempre a mangiare a casa, che sapete, con sua mamma. Mi è piaciuto, dai, grazie veramente, di cuore. Tua moglie o buccia nera? Buccianese, Davide. Che ne pensi? Cattivo. Chef, comunque mi ha Grazie. emozionato veramente quando l'ha girato a casa. No, Io sempre steccato. ma ti dico una cosa, a volte quando io cucino e dico i prezzi dei salumi costa, Ma mi sa sai. una cosa, però buono tanto sta. Sì, sì, sì. Che posso sentire il sapore. Volevo accattare più la fausa. Poi tra l'altro mi sono fatto mandare da Charles proprio dove le compri tu alla... Ah, sì, sì. Mi conoscono, sì. Grazie, certo. grazie. Cliente abituale. Veramente, stiamo sempre là, ben gradito. Chef, tanti auguri di Grazie. buon Natale, buone feste a Pure te e a alla te. tua splendida famiglia, perché Pure a ci te. conosciamo da un paio di anni e non mi avete mai fatto mancare niente. Disponibile al 100%, mi sento Qualcosa come in un più figlio. ci conosciamo. Sì, mi sento come un figlio acquisito. Quindi questo era veramente il minimo, voglio. Lo sto memando. Faccio pure io tanti auguri alla sua famiglia, ho conosciuto la mamma e il papà, persone gentilissime, squisitissime e niente, voglio, ci amore bene, quando possiamo fare i video insieme li
facciamo, io cerco di aiutarvi a tutti, perché siamo più forti. We go. Quindi chef, diamo Un tanti spettacolo. auguri a tutti A quanti. tutti, a tutti, a tutti. Uno spettacolo di Natale. Tranne lo sai. a Andrea Pisce. Ah, perfetto. Che non sapeva, quando viene qua o mi porta due bottiglie di vino a cita, oppure un provolone e dice chef che si è bucciato. No, è un provolone. Chi stiamo Vi bucciando? voglio bene, tanti auguri a tutti. Ragazzi, vi Buon salutiamo Natale. con il nostro e voglio. Ciao.